Si è svolta l'inaugurazione dell'intervento di recupero realizzato dal Lions Club Agrigento Host in via Bentivegna, dove sono stati installati alcuni grandi pannelli in ceramica realizzati dal maestro Domenico Boscia dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, raffiguranti il mito del mandorlo in fiore, l'amore tra Acamante e Fillide, trasformata dopo la morte in albero del mandorlo in fiore. La manifestazione, condotta dalla giornalista Margherita Trupiano, ha avuto luogo nonostante il tempo non sia stato dei migliori. Si è iniziato con la lettura dei brani di Goethe, di Pippo Crapanzano, quindi il saluto del presidente del Lions Club Agrigento Host, dottor Antonio Calamita, a seguire il saluto del sindaco Firetto, che ha applaudito all'iniziativa, poi l'intervento del professor Domenico Boscia, autore del disegno dei pannelli collocati, la lettura di poesie di Giusy Carré, che il tutto accompagnato dalla musica del bravo Toni Bruccoleri, che ha anche voluto ricordare lo scomparso Toni Cucchiara. Nonostante la pioggia, pannello bagnato, pannello fortunato, grazie al cielo siamo riusciti nei giorni scorsi a collocare i pannelli e un po' a realizzare quello che era il nostro progetto. Abbiamo realizzato 6 pannelli in ceramica, o meglio li ha realizzati all'Accademia Belle Arti, il professore Boscia li ha disegnati. Lo scopo qual era? Quello di riuscire a intervenire in centro storico in maniera molto soft, perché noi non abbiamo grandi risorse e neanche possiamo fare grandi eventi. Abbiamo fatto un piccolo intervento di arricchimento, noi riteniamo. Per noi è stato sicuramente uno sforzo notevole. Questo sforzo, piccolo o grande che sia, ha portato un'aria nuova in questo centro storico, in questa porzione che è abbastanza già bella di suo. Noi l'abbiamo arricchito ulteriormente e mi auguro che questo percorso che noi abbiamo segnato con questi pannelli dalla via Bentivegna al vicolo Lopresti fino a Piano Lopresti possa essere un percorso che da domani in poi sia segnato e i turisti possano percorrerlo e rivedere un centro storico sempre più vivo. Un'interessante iniziativa a cui l'Accademia e lei in persona ha contribuito per la realizzazione dei pannelli, professore Boscia. Sì, ancora una volta l'Accademia presente a questa bellissima iniziativa, un'iniziativa sponsorizzata, fortemente anche voluta e desiderata dai Lions Host di Agrigento. Con grande piacere l'Accademia e io personalmente ho collaborato non solo con il dottore Calamaita ma anche con altri personaggi che ruotano attorno ai Lions e dalla quale praticamente ho ricevuto diversi suggerimenti un po' anche per ideare questi pannelli. Alla fine l'idea è stata quella proprio di, come dire, un po' di raccontare questa storia a mo' di cantastoria, non so se ce l'avete presente, proprio quei cantastori che giravano un po' per le varie città e che raccontavano le imprese, no, eroiche eccetera. Ecco, anche questo, per quanto non tanto eroico possa essere come percorso, perché comunque alla fine Filide muore di crepacuore, ma una cosa è molto bella che ci rimane, che è appunto questo amore molto forte di Acamante, un amore che si tramuta ogni anno per Agrigento nella fioritura del mandorlo in fiore.